Montegrotto Terme per un giorno è stata la capitale italiana della sicurezza dal basso, quella dei cittadini che fanno rete per segnalare alle forze dell'ordine episodi sospetti che avvengono nei loro quartieri. La città termale infatti ha ospitato il convegno nazionale dell'Associazione Controllo del Vicinato, che in Italia conta l'adesione di 61.500 famiglie. La presenza maggiore si registra proprio in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Controllare le zone condivise e non controllare le persone, questo è anche importante. Io dico sempre che le prime telecamere intelligenti sono gli occhi dei cittadini, gli sguardi dei cittadini, e poi non dimentichiamo la coesione sociale. Ci sono persone che vivono da sole, se inserite in un contesto di un gruppo del controllo del vicinato, anche un supporto psicologico diventa molto importante. Guai a chiamarle ronde, loro si definiscono cittadini sentinelle che osservando e segnalando collaborano con le forze dell'ordine, così si crea sicurezza partecipata ma anche si fa comunità senza mettere a rischio le persone. I reati predatori sono comunque in calo, questo è un dato di fatto, e anche grazie alla partecipazione dei cittadini, una partecipazione incruente. Io vorrei sempre sottolineare questo particolare. Noi non dobbiamo essere accomunati ad altre forme di difesa del territorio, la nostra è una forma di difesa incruenta. Si sono confrontati, hanno condiviso esperienze e consigli. A Montegrotto sono arrivati da tutta Italia, come questa signora di Monza, attiva già da qualche mese nel suo quartiere. Modo migliore per poter essere un cittadino attivo. Nel Veneto hanno aderito oltre 40 comuni e si sono formati circa 300 gruppi che riuniscono quasi 10.000 famiglie. Montegrotto è stato uno dei primi nel 2017. Qui sono 700 famiglie e 79 esercenti che praticano il controllo di vicinato. Nessuno deve fare un passo più lungo della gamba, ognuno deve restare entro il proprio ambito d'azione e agire per il meglio. Quindi il controllo di vicinato, a differenza di altre azioni propagandistiche spesso portate come esempi virtuosi ma che virtuosi non sono, è un elemento serio il controllo di vicinato che ci permette anche a livello politico e amministrativo di avere un controllo e una reale percezione della sicurezza.